Un piano c'è e comprende anche l'ex PP1, la zona non verrà abbandonata. La promessa è del sindaco Sergio Giordani. A lui abbiamo chiesto del futuro dell'area degradata dopo i video che un telespettatore aveva mandato alla nostra redazione in cui si vedeva lo spaccio quotidiano di droga che avviene in piazzetta Salvemini proprio sotto gli uffici. È una zona particolare che è sotto l'attenzione dell'amministrazione comunale. Non vedo l'ora di sistemare il PP1, non vedo l'ora di sistemare i boschetti, tutta la zona che è in centro a Padova va risistemata. Siamo ostaggio di spacciatori e sbandati, ci hanno raccontato più volte i tanti lavoratori impiegati negli uffici che si affacciano su piazza Salvemini. L'unico modo per sistemare la situazione che da anni si è incancrenita è la riqualifica. Il sindaco si impegna, ma bisogna tener conto dei tempi necessari che nella pubblica amministrazione, come ben si sa, non sono di certo brevi. Non è facile, io mi ero illuso che i miei tempi fossero normali come ero nel mio mondo di imprenditore, non sono così, ci vuole molto tempo a fare cose, però non mollo assolutamente. Io sono convinto che PP1 Boschetti nel giro di un paio d'anni, 2 anni e mezzo verrà sistemato. I tempi purtroppo non sono mai corti, sono lunghi, però noi non molliamo, è sotto l'attenzione dell'amministrazione comunale.